perché poi l'anno prossimo pensa a Dio, sindaco, per ora pensiamo a lui, Lo chiamiamo insieme al mio 3 tutti Litterio Scalisi fortissimo, Al mio 3 tutti dovete dire Litterio Scalisi, anzi fate partire anche un applauso, fermi, no, non sapete come, strappandovi i capelli. E lei che sta a strappare, figlio mio, Giusto, mentre lei sta strappandovi i capelli, l'occhio un nimieno di lei. Ne strappi un ciuffo al signore che nonostante sia un po' avanti negli anni mi sembra ben dotato. Allora al mio 3 tutti, Litterio Scalisi, applauso. 1, 2, 3, Litterio Scalisi. Grazie! Buonasera, signor Litterio, bentornato insieme, buonasera. Grazie. Eccolo qua, il signor Litterio Scalisi per tutti. Grazie, lei mi fa fare un grande applauso. Ah, che bello, che bello. Litterio, sei Noi siamo contenti di vederla, di riabbracciarla. Mandano le... La Rosa e Litterio siete grandi da Adrano, grazie veramente di cuore. Adrano, allora c'era anche un altro gruppo di Adrano, grazie. Allora, io la ringrazio sempre, signora Rosa. Lei è veramente, non perché siamo qua ora, che come se fosse a casa sua. No, questa è casa mia, nel senso che è casa nostra, casa di tutti. Ma lei, ma lei è un presentatore e non mi va via quando dico questo. No. Lei è un presentatore superfluo, no, scusi. Guardi, io... No, superfluo no, però vabbè, insomma... Io dico, ce n'è cretini a Rai. Diciamolo. Ce n'è cretini a Mediaset. Un cretino più, un cretino meno. Chiamateci, uno più, uno meno, ha ragione. Va bene. Ai. Come sta? Buono, La vedo sempre con piacere. Siamo un poco stanchi, sto chianiscino dopo paesi. Ma lei scende sempre con la macchina, no? Sì, sempre con la macchina. Ma lei non mi potesse trovare che in Sottascala, in garage. Lei vorrebbe... Ma cara a Catania, per notare qui? Non viaggio, non spendo soldi, non vedo a mia moglie, la Rosa, ci pare niente. Però ma lei l'altro giorno mi ha spiegato che mia moglie ci deve per forza avere l'ombelico? No, certo, sua moglie, come tutti gli esseri umani, deve avere l'ombelico, perché lei lo sa che l'ombelico è il punto, non può essere, è il punto in cui arriva il cordone ombelicale che serve alla mamma per alimentare il bambino o la bambina quando è feto. Quando è feto, il cordone ombelicale serve per alimentare il bambino o la bambina, perché tutti quanti siamo stati feto nella... Allora, signora Rosa, vuol dire che Ida è nata senza cordone? Perché? Non lo so. Poi il fatto che prima di nascere siamo tutti feto... E questo lo sappiamo, perché la poi ginecologia dopo te lo nati dice. c'è quel risultato stronzo per davvero. No, lasciamo stare. Io quindi l'ho spiegato che non è possibile che sua moglie non abbia l'ombelico. Sua moglie l'ombelico allora, lo deve avere, lo cerchi. Lo devo cercare meglio. Cerchi. Lo devo cercare meglio, facciamo qualche sette panze, non si confonde una cosa. Comunque parliamo di cose belle. Parliamo di cose non belle. Parliamo di Mi queste dica lei cose. di cosa vuole parlare. Signor Rosa, mi è venuto in mente di quella volta, di quando mio cugino Alfio, perché lei lo sa perché io e Alfio abitiamo di faccia a faccia. Come no, lo so benissimo. C'è una sola strada che vi divide. Una strada dritta e tutta in leggera salita. Si chiama Via Agra. Via Agra. Ma che dice? Vede che li fa ridere solo con una sciocchezza. Come si può chiamare una via agra? Dice, lasci stare. Senta, ma state fermi. State l'uno di fronte all'altro e quindi vi vedete. Sì, ci vediamo dal balcone. Di fatto con questo fatto che Iddo è uno un poco zaurdo. E poi non ci riflette in cose. Quando volte ce l'hai detto, ci dite, Alfio, fammi la cortesia. Specialmente nella stanza da letto, a sera, quando tu entri, i prussiani, tutti. L'infrangibile. Ho capito, le tapparelle. Che? Abbiamo a monoparola stasera. Quando mai? Lei lo sa che io ho un linguaggio sempre correttissimo in televisione, pulito. E cosa ha detto? Le tapparelle. Sì, i buttanelli. No! Le tapparelle. I tappanarelle. Le persiane, gli infrangibili. Queste qua, mio cugino Alfio, entra andasse, e ci ha detto tante volte, Alfio, fammi una cosa, specialmente nella stanza da letto, che la sera, se tu accendi la luce, magari che c'è la tenda tarata, però si vede. Fammi una cortesia, io sto piacere di vedere a te nudo nella stanza da letto, non ce l'ho. Appunto. Perché se mi devo vedere una cosa dell'orrore, noi uscivano io. C'è bisogno? E una volta, e due volte, l'altro giorno rimproverai. Bravo. C'era questo grandissimo cretino e zaurdo, proprio ieri sera, alle 9:15, ti ho visto nella stanza letto, nudo,
che facevi l'amore con tua moglie. Perfetto, lei l'aveva visto. E io mi rispondo, il ministro dice, vedi qua cretino sei tu, che io si vengo a casa e non c'era? Ma come? Ma allora è veramente, scusi, è veramente Zaurdo. Scusatemi, io non mi permetterei di dirlo, ma lo devo dire, è Zaurdo proprio. Vabbè. Ora, siccome abitiamo di facce, abitiamo in 2 case antiche, e c'è questi portoni di ferro grande, non c'avevamo manco un campanello. Ah no? No, c'avevamo cose che do pulire. Sì. Questo palazzo antico, nella mia c'è la testa di Giulio Cesare, tu piglia la testa di Giulio Cesare e anda. E quindi fa il rumore, un portacante di ferro e fa il rumore, lui c'ha la testa del senatore romano Cassio, c'ha questa testa di Cassio, e da piglia ma sono pugni vastati, come? Sono pugni vastati. Ma no, non sono un pugno di vastati. Se lei dice queste cose che hanno questo doppio senso, del Sacro Romano Impero, del Sacro Romano Impero. Va bene. E allora l'altra sera, siccome tanto per cangiare mi ho litigato con mia moglie, e allora ci ho detto, senta, basta, io mi alliberto, io esco, perché tra l'altro ha aperto una palestra nuova a Paesi, sa di queste palestre dove fanno queste arti marziane, di gente che abolano. Arti marziali. Ecco, l'hanno aperta quel giorno, che è l'anno scorso che è successa questa cosa, era l'inaugurazione della palestra. Quindi veniva un grande maestro di questo Kung Fu. Si chiama così perché ti arriva una coppa che tu dici, manco lo vede dove sai che probabilmente questa volta lei ha ragione. Così. E allora io me ne vado all'inaugurazione della palestra, così conosco questo grande campione, che io sto all'Olimpiade, medaglie di oro, medaglie di cose. Sto per scendere e visto il mio cugino Alfio, che magari io stava iniziando dalla palestra. Perciò io appena ho visto pensai, disse, ma un momento, ma io perché me ne voglio alla palestra? A me che mi interessa? Io me ne vado al cinema stasera che fanno un bellissimo film. Invece Alfio era con borsone, disse, ma che fa? Che viene? Fa sollettine da notte, che va dei semafori. Perciò ho chiamato e disse, Alfio, e mi dava Alfio, ecco, così si fa. Disse, dove stai andando? E dice, sto andando alla palestra perché c'è l'inaugurazione di questo grande maestro che viene, c'è su saccio, perché magari io avevo pensato di andarci, però sai Alfio, siamo in noi cimena, la sera la palestra è pericolosa, noi lavoriamo nel settore dell'edilizia, ti chiamano un malo corpo, ti rompono un braccio, come travagliano? Le precauzioni non sono mai troppe, non è mai troppo tardi, con nappi dei cassadelli. Che c'entra? Per dire, vabbè, così le abbiamo dette tutte. E lui a insistere, no, ci tengo, dice, perché io pagai tutto mensile. Ora ci viene questo grande maestro, lo voglio conoscere, la sera, ascolta mia, a Monino Cimena passavo una bella serata, no, me ne voglio ir alla palestra perché mi diverto, mi scalfio, la sera alla palestra, per Dio non scansa, può essere pericolosa, Monino Cimena, no, me ne voglio ir alla palestra, Monino Cimena, ne voglio ir alla palestra, Monino Cimena, ne voglio ir alla palestra, Monino Cimena, ne voglio ir alla palestra. Quanto dura questa? Un bello pezzo. Vabbè, ma comunque lei la tagli qui perché... Me ne voglio ir alla palestra, no, Veratino Cimena, ne voglio ir alla palestra, fate rompere i corna, va bene? Perfetto. Quando perché io ci avevo detto... Per tagliare la discussione. Perché io continua. Perché io ci avevo detto un biglietto te lo pago io, quindi il biglietto te lo regalo io. Lei era proprio disponibilissimo. Io sono disponibile. Bravo. Io insistivo, fate rompere i corna, così a palestra, che io me ne voglio a Cimena, che poi non ci io Cimena io. No, perché a Ruaida che sono cretino io. Non lo so. Non lo so, sono cretino. È cretino lui? Non sono cretino, sembro cretino, ma poi in fondo io lo sono. Quindi alla fine lui stesso l'ha detto. Perciò arrivo a Cimena e c'era un cartello grandissimo davanti, c'era una femmina bionda messa così e di sotto c'era scritto evita. So dici tu stesso che dobbiamo evitare. Fermi, più perché che forse... mi indica poi un biglietto... Forse ho capito, scusi, lei è arrivato al cinema, ha visto un manifesto... Perché stai parlando straniero, gli forse ho capito. No, perché forse ho capito dove lei vuole arrivare. Allora c'era questa locandina, questo manifesto con una donna bionda messa di lato e c'era scritto di sotto... Evita. So dicono io, dire che c'ha pizzi di sordi. Evita. Evita. Sì, evita mia. Se ho il cuore, ho visto cuore, sei stato. Che la puttana, ma cantano napoletana, scusi.
Evita Peron, è il film sulla vita di Evita Peron, ex presidente dell'Argentina, la Casa Rosada, Buenos Aires. Madonna l'ha fatto, questo film l'ha girato Madonna. Madonna santa. Appunto. Con Antonio Banderas. A Birra Peroni, ce ne sono mezzo. Basta, non ci sono andato. Non ci sono andato. Mi sono andato con gli amici, un po' in giro, sai, paese la vita è sana, giocamo le carte, ne avevo un bicchieretto, giocamo la tombolata. Bisognerebbe ritornare un po' alla vita dei paesi, la provincia. La provincia, bravo. Abbiamo partita la tombolata. Ah, sì? Divertito, vero? E poi ci giocavo anche io. Giocavo Trionno, Orazio Occhi Vitro. Sì, a dire bestia, se hai l'occhio vitro, a mano non da mettere, mettati là. Certo, a lui se l'è messo a me sentavo l'occhio. Cioè, a fiuto teneva davanti, e chi si caricava più un vichingo. Chi è il vichingo? Gli aveva una mano tanta. Ha chiamato il vichingo perché ha una mano così? Aveva una mano tanta, per tanta, 5 centimetri doppia, da così. Signor La Rosa, passa che ci desse un coppo della pazza. Certo. Chi mi sa così, a fiuto teneva, piglia, a fiuto dice 1, 2, 3, via! Caucabetta, via! Che lo caricando un bolone, che ci parte l'occhio. Affio era caucabetta ancora, via! No! L'occhio di vetro di Orazio è arrivato nella bocca di altri, ma cose che possono accadere solo nel suo paese. Io non lo so. Signor La Rosa, che su calavo cercavo per mensura, non si può trovare. Alfio manco se ne accorgevo. No. Poi si cominciava a sentire male, però. Quest'occhio dentro. Non dice male, con occhi vitro tanti. Sì, certo. Celeste. Certo. Ma poi bestia, hai l'occhio marrone, ma mettetelo marrone, celeste, so vicino. Perciò Alfio sentisse male, sempre mio cugino, certo, allora se l'ho vista così, ubbiato da macchina, mi parto da calata, Maria, con la 600 di calata. Dire alle mai tutte le curve da cabana, da banna. A pronto soccorso con fazzoletto, 4 ore e mezza e fui a pronto soccorso. Quindi soccorso prontissimo, no? Prontissimo. Io come dice, che cosa è successo? Dice, guarda, non lo so, si sente male, non lo so, io si mangia magari le pietre, com'è che si sta sentendo male? Dottore, la prego, non morisse che ci fosse un PB, non morisse che ne dasse scagno. Sì. Il dottore dice, no, io ho toccato tutto, niente. Poi il dottore ci fece il raggio subito e visti questo oggetto misterioso. Turno. Quando ho fatto tempo ho fatto il suo cammino. Certo. In base a uno stava fermato. Sì, giustamente. Gli arrivano dei disgrazi dei cristiani. Perché hanno capito dove lei forse vuole andare a parare. Stia attento a quello che dice. Stia attento. No, perché il dottore mi dice senti, ora che per andare a guardare, dice esattamente, dice che così, dice lei è un parente, c'è il suo parente più vicino. Dice ci siamo da sopra o ci chiamiamo da sotto. Ci sono il dottore e lei. La strada più breve qual è? Qual era? Mi disse a chiamare di sotto. Giusto, chissà perché. Chissà chiamarci sotto. Va bene. Io lo fece mettere a Iaffio da banella, ci fece calare i pantaloni. Sì. Calare i mutanti. Sì. Meno male che l'aveva messo dopo un tu giusto. Meno male. Come lo ha capito? La striscia marrone era di dietro. No! La macchia gialla era davanti. No, ma io perché glielo chiedo? Meno male, perché per già favore, fa fare comparse. Va bene. Ma io non ci voleva mettere. No. Dice, ma mia mi sta facendo un pressione. Certo. Perché se deve mettere sul pino, ci dice. No, sul pino, vabbè. Sul pino. Poi pigliava una specie di... lo chiamava devaricatore. Gli schigli di affio. La prego. Gli schigli di affio. Sì. Il dottore, lo spirito, per disinfettarlo, ci ubbiava, che non si poteva avvicinare. Sì. Perciò il devaricatore, l'abbambamento, che si caricava una specie di cannocchiale, un dottore... Monocolo. Monocolo. Sì, uno. Monocolo. Certo, uno ce n'aveva quello davanti, quello di altro. Monocolo vuol dire con una lente sola, non era il binocolo, era monocolo. Monocolo, sì. Monocolo. Io mi faccavo nella rosa. Non hai visto mai gente che si scantona così. Il dottore fece un colpo. Che solo auto cosa davanti, ma tagliavo. Mi disse, ma non è possibile.
Sì, dottore. Che è successo? Dottore, che cosa è successo? Dottore, non me lascia spavento. Non mi nascondesse niente, dottore, che io si trova a mettere un posso. Io sono un'altra volta. Dice, ma non ci posso credere. Dice, ma che fuori, che nella mia vita, 30 anni di medico, ne hai tagliato culi. Sì. Ma è la prima volta che un culo taglia mia. No! Non è possibile. Ma lasci stare. Almeno non le racconti queste cose. Io capisco che sono storie vere, che sono storie di vita vissuta. Però comunque, vabbè, insomma, succedono. Però giustamente Orazio Occhiobello, che ha l'occhio di vetro, che si metta dall'altro lato. Vabbè, comunque, lasciamo perdere. Che a botte ci schidava un occhio. Ho capito. Torniamo alla nostra storia principale. Che poi io dicevo, a Cimera non ci sono andato. Non c'è andato perché non ha visto il film, vabbè, d'accordo. L'indomani mattina, bello, mi puntai a sveglia, la mattina non mi sono tanto preso. No? No, perché io tanto gli chiesto la cantiere alle 7. Quindi a che ora si alza? Alle 4, 4:10. Prestissimo, no, preso, alle 4. Perché a me mi piace, e poi è un periodo di tempo coiato, io è malato. Non canta. E quindi? C'è puntare a sveglia io per non svegliare. Cioè il gallo anziché fare quello che dovrebbe fare non fa. Nella sua vita non lo fa. Se non si sveglia, siccome ha un pugno di pollastrelle, cioè, secondo me si strapazza troppo a sera e la mattina c'è lo sonno. Signor Littero, il problema è sempre quello. Il problema è sempre quello. Ah, e poi non ci credi, c'è un capace. Esatto. Il problema è anche per i polli. Anche per i polli. Perciò mi puntai a sveglia verso i 4, 4:10, a me mi piace assai la mattina. Certuni non supportano. Cosa? Rarissimamente, ma c'è mi piace il ciauro do caffè. Bellissimo. A casa, la mattina, che si spaparanza per tutta la casa. Soprattutto quando il caffè si faceva con la moca. E io così lo faccio, alla caffettiera. Alla caffettiera. Io faccio con la caffettiera, bello, mi piace la mattina, mi suso, mi sciacquo la faccia, poi vai in la cucina, piglio la caffettiera, la svito, c'è questa condizione, metto l'acqua, metto il caffè, addumo il gas, lo metto sopra un quarto d'ora. Mi piace, tutto il rito che faccio, ce l'ho in condizione, c'è la donna metto sciacquo, metto l'acqua, metto caffè, addumo. E certe volte mi scorda a mettere il caffè. E quindi? E che fa? Sogno l'uno quando tutta l'Italia che si fa la cogliuta con la caffettiera. Se non ci mette il caffè fa acqua bollita, disinfettata per giungere. Si mette una scorzetta di limone, una foglia di alloro e mi faccio la cogliuta. E si fa il canarino, No, sì, un canarino scansate, io è un canarino che canta. Ho capito. Faccio l'acqua ugliuta. Il canarino, quello che ci facciamo. E che mi cucino, un canarino, che è una malea perché il creatore che canta. Siccome poi di solito si mette un poco di limone o una scorza di limone diventa un po' giallo, si chiama il canarino. La scorzetta di limone. Esatto, quello. Perciò, vabbè, ma sai, non c'è andato. Mi uscì da casa verso i 6:15, disse ora passo al bar prima di Remino Candela, perché io Candela è un paese, quindi ci vai a piedi, ci vado a piedi. Dico, passo dal bar, mi piglio bello caffè di quello fatto da bar, dopo che da casa ci vuole, e poi me ne voglio a Candela. Bravo. E signor La Rosa, bravo chi? No, che? Signor La Rosa, lo tocco con salute. Non c'è bisogno. Appena entrai al bar, signora, appena rapi la tenda do bar, lei lo sa che nei bar ci sono i tende, no, certo. Per non fare trasi di muschi. Vero. Noi o paese, la tenda la abbiamo appena fare nascere do bar. Quindi l'animalista è attaccato a tutta l'animale, i muschi conosce tutto pare, perciò io come ne manca una, e appena apro la tenda e dico, signori miei, buongiorno a tutti, che tutti si paralizzarono, tutti fermi. E chi che si stava pigliando un caffè stava catazzina così. Lo Caruso che stava stringendo la macchinetta del caffè stava così. Uno ci stava mettendo un zucchero in tazzina, un zucchero si fermava dall'aria! E io come ho visto questa scena, disse, Madonna del Carmelo, ma chi hai il potere che pare normale? Lei pare ma normale. Che? Indummisci a tutti. Così, giù che si casella, così. Non lo so. E tutti immobili. Fino a quando il proprietario del bar, Don Peppino Badesicchi, mi uscivo di dietro. Scusi, fermo. Lei, quando dice queste cose, quando butta queste bombe atomiche sul pubblico... Ma si usano sempre? Idro si chiama Crisafulli, però... allora, lei ci deve spiegare perché il signor Peppino Crisafulli, Giuseppe Crisafulli, in paese viene denominato Don Peppino... Badesicchi. Ce lo spieghi perché lo vogliamo sapere. Lo volete sapere? Perché altrimenti ridiamo e non sappiamo nulla. Perché Don Peppino Badesicchi non si era maritato mai. Poi a 50 anni si è maritato con una Carusa di 28 anni. Ma figli non ce ne venevano.
E allora tutti pare dice non mi più bellissimo. Questo è stato il soprannome, che non c'era figlio. Ora poi c'è nato il figlio. Grazie a Dio c'è nato. Se pigliamo un Caruso da banconista marocchino, manco due Caruso ci stesse 4 mesi, sua moglie resta incinta. Gli fece un biccerino, ma bello! Com'è? Mi uringiolo! Abbronzato nasce con tutti i capelli subito su. Quindi come per miracolo. Io non prego. Sì. Io da condindizia se mio a Sant'Affio scauso, poi giro sopra le spalle, ringraziamo sempre. Dai, è una cosa bella. Lasciamo stare, cose belle. È stata una gioia per tutto il paese. Giusto. E che ci stavo dicendo? Fino a quando, tutti quanti sono rimasti bloccati, fermi. Fino a quando Don Peppino che mi viene incontro. Con la mano tesa nella faccia, pare che avevo morto a mezzo alla casa. E mi disse Letterio, sentite e profondissime coglionanze per tuo cugino Alfio. Signor La Rosa, sentite profondissime di coglionanze. Condoglianze. Per tuo cugino Alfio. Passi a mia che mi abbiare un zicchietto di acqua fritta andata. Condoglianze, cose serie. Ma di che cosa stiamo parlando? Certo. Io capivo che avevo fatto una graffa di chi da potente. Mi disse, ma perché niente sai, niente so, ci disse. Tuo cugino Alfio mi disse ospitale, usato per tutto il paese. A te forse non te l'hanno voluto dire. Mi disse è più da banna che cabana. No, non c'è. Da banna morto che vivo. Sì. Non La Rosa. Sì. E poi a tenda. Ma che mi state dicendo? C'è avuto un incidente gravissimo. Ieri sera io mi sentivo responsabile perché dissi io avanti io mi volevo portare con mio. Lo voleva portare al cinema. Che? No, senta, non solo non dovrebbe piangere, o comunque pianga in maniera un attimo. No! Questo vuol dire, non deve poi soffiarsi il naso davanti a tutti, per tutti in maniera così rumorosa, lo faccia in maniera garbata. Non mi chiuso, non ci faccio sugo. No, se ne vada di là e lo faccia in camerino. E facciamo sole. Aspetta. Con lei, che fa con lei? Che ci fa? Ci cantare una barzelletta, sa cantare barzellette? Non le so raccontare. Ci canta una canzone, sa cantare? Non so cantare. Ci recita qualche cosa per recitare? Purtroppo non so recitare. Ci suona qualche cosa per suonare? Non so neanche suonare. Gli appare la televisione e preghiso lei. Grazie. Complimenti. Grazie. Andiamo avanti. A lei? A lei sul chiappate Filippo non la sa più a lei. È preciso, Pita. Può succedere anche questo. Può succedere. Vabbè. Certo che può succedere. Quindi, questo è un incidente gravissimo, signor La Rosa. Ma di un dama. Sì. Gli metto a moto, non parte. Chiamo 4 carusazzi che si mettono a montare. Disgraziati, mi pigliate la macchina dei parafagni, da si scippano i parafagni. Ad un certo punto si misero 2 vitri di dietro, mi scipparo il vetro, si pugnato cornute, perché mi rovare andare a calata che poi parto. Certo. Ma montare fino ad andare a calata, parto, metto a strappo, signor La Rosa. Non era una macchina. No. Tutta una striscia bianca, dopo Isi fino a pronto soccorso. Tanto fui veloce, una striscia. Arrivo all'ospedale, signor La Rosa, avviai la macchina, non so perché, come capita, con la premura che avevo, che mi stavo attento alla linea, un neo posto. Non poteva tergiversare. Che mi conta, no, tutto ho ritto, quale tergiversare, ma quale traversa c'era? Non poteva tergiversare. No, che ho ritto, preciso. Fa traverse, mi ma che c'entrano le traverse? Non poteva tergiversare, non poteva perdere tempo, non poteva essere diretto, immediato. Ma razza come mangia. E così mangio io, così. Che mi fa perdere un filo. Arrivo, pronto soccorso, avviai da macchina, no, che c'era un massaggio a livello isato. Entrai, avviai la macchina, come scende giustamente mi scando a Catania, sai, che mai c'era un parcheggiatore da un funo, io non mi sentiva, poi si girava, cominciai a fare così, no? E io mi salutava, ciao, vieni qua, e lui ma che vuoi, vieni qua, poi si presentava, ci disse, stai lasciando la macchina, come un escio, facevi i conti, occhio, terrevolo che ti stai lasciando. I dataliani dice che fa donna pigliare sì liscio, catanisi, siciliano, liscio. Entro al pronto soccorso, al pronto soccorso ancora deve andare. Certo. Signor La Rosa, ma no, c'era uno assettato un danzedile che la mano mi saccata così.
un sforzo che faceva. Io dissi, Madonna, sta morendo. Mi dice, magari pena. Mi ci avvicinai e disse, ma che cosa hai? Ci dole il cuore? C'ha qualche infarto in corso? No, mi disse. Questa è la terza volta che vengo, ma ne ho fottuto troppo il portafoglio. Stavolta non voglio manco un minuto. Ma ho passo che era malato, che stava morendo. Certo, lei si era preoccupato della condizione di salute di quell'uomo, invece... Lascia chiesto, sto per entrare, perché mi fermo vigilante, con una pistola tanta. Questo mi fa, che dove sto andando? Ci sto dove sto andando, vedo, un'altra lì sta faccia. L'ha visto? Certo. E questo non è che la pistola, ma anche non donati, questo l'ha visto. Questo giovanotto, c'è mio cugino Afio, da paese, in te sul Saurdo, che da banno a cabane, andate se ci arrivo. Ari, che sei? Prego, si accomodi. Terzo piano, reparto sminnitiati. Scusi, i reparti degli ospedali sono tanti, c'è ortopedia, chirurgia d'urgenza, chirurgia vascolare, ortopedia... Non ce lo auguro a nessuno, signor La Rosa. Sminnitiati che cos'è? Sminnitiati, su più da banno che a cabane. Vabbè, dai, signor La Rosa, arrivo, mi faccio il scala a 4x4, prendo il corridore, mi faccio tutto il corridore. Dalla prima porta, rapa la porta, Alfio non c'è, chiudo la porta, me ne vai dalla seconda porta, apre la porta, Alfio non c'è. A 3 metri dalla terza porta, a 3 metri di su tanfo. No, ma non è possibile. Sì, tanfo di famiglia. Certo, lei lo riconosce subito. Gli rapa la porta, signori, come rapia la porta, 1 minuto di raccoglimento. Ma come? Sono venuti qui per divertirsi, chi fa fare a tutti 1 minuto di raccoglimento? Ma che loro sono? Alfio un fasciato da testa ai piedi. Tutto un fasciato. Cominciava a attaccare tutto così un fasciato. Aveva solo l'occhio da fuori, un naso e la bocca appicciatare e poi pareva una mummia. Disperato. Tutto così. Come mi visto poter muovere solo l'occhio. Se ne scevano le lacrime, ma non si capiva che piangeva perché manco ne scevano i fasci a stuppavo. Le fasce asciugavano. Quando piangere ti vedete c'è una lacrima scendere. Io come ho visto in quelle condizioni il sangue parla siete parenti, e parla chiaro, siete parenti, siete di famiglia, siamo di famiglia. Certo. Non ragionai più nella Rosa, che mi ciabbiai da un voto. E mi stringe forte. Ma come? Alfio, ci disse parra! Il numerista disgraziato l'asse perché mi sta ammazzando! L'amore in quel momento, uno che è tutto fasciato, che è tutto ingessato, che è tutto traumatizzato, se lei lo abbraccia acuisce il dolore, lei acuisce, scusi, lei acuisce. Cioè, senza volerlo acuio. Io acuiai senza volerlo. Ho capito, ma lei acuisce. È troppo deve stare attento quando acuisce. Già un po' di cotone sciuso bagnato, ci bagnava le labbra. Bravo. Ci Alfio parla, cucino parla, che cosa ti è successo? Io con una mucca, me ne siete ricordo che ti ha detto che me ne stavo andando alla palestra. Mi stavo portando al cimera e non ci voleste vedere. Ci stai andando alla palestra? Bravo. E lo conoscesti il grande maestro che dice lo conosci? E che cosa è successo? Ti è piaciuto? Dice sì. Dice venne uno che era un grande maestro del Giappone. 1,95 m, 170 kg. Per casa andò al spogliatoio, per cangiare sapeva sceparare la porta, perché non ci entrava. Aveva tutti i capelli lunghi come quelli delle donne, lunghi fino a qua. Molto lunghi. Una panza tanta, un culo tanto. Sì, va bene. Di grazia, signora Rosa, no così, la va a muovere da così. Certo. Entravo e se ne uscivo dopo un quarto d'ora tutto nudo. Da pancia, i minne tanto così, va bene. e le braccia così, tutto nudo, con un pannolone, stavo messo una specchietta pannolone con uno spillone di pubblica sicurezza, messo qua, quando questo pannolone non ci calava, i capelli se l'avacchianato tutti a tuppo qua sopra, con uno spillone di legno tanto azzeccato che ci teneva. Che si avvicinava, già era sudato, infetto. Sudore. Normalmente il sudore si mise al centro della pista, dice noi altri allievi tutti assettati a già. Questo prima ne salutavo e poi fece camana così. Dice a me che mi passa, che mi voleva salutare. Giusto. Il primo di tutti dice mi alzo io e ci andai incontro con la mano tesa per stringere cilla. Segno di educazione. Tanto piacere. Giusto. Come ci toccai la mano, questo mi acchiappa,
ma stringe che pare che mi senta a mossa da Ferrari. Sì. Poi mi tira e mi inficcavo su te anni. Con sta mano mi pigliavo da dietro e mi riputtavo davanti. Feci 7 volte a una velocità che io pensi senza svenire. Proprio continuamente. Avanti e indietro. Avanti e indietro. Tac, 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 tac. Dopo 7 coppe, tac, 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 un coppo mi abbiamo andare, mi giravo come un laccio di caio, così, fatta, poi cugnito, ma abbiamo un terra, si mise a cavallo sopra di me, così, a dita, che faccio che io avevo e mi disse, se hai forza e coraggio, a difenditi. Senza che tu ci aveva fatto niente, senza che io volevo solo salutare. E tu che ci dicessi? Che cosa ci dovevo dire? Ero mezzo svenuto, un po' come avevo ricopigliato. Aprì gli occhi, il due era sopra di me tanto. Sì. Ora le signore mi perdoneranno, farò uso di una parolina. Una sola. Una sola. Capisco che ne volessi usare che sai, ma io ne dico solo una. Una, ne dirà solo una. Come sai, l'occhio, viste un paro di badde tanto. Ecco, l'ha detto. Ma io non l'avevo visto mai. Sì, l'ha detto. Come i visti, da mia testa, dopo che mi aveva trattato in quella maniera, siccome era tutto un guduriato io. Cioè, i ginocchi mi nascevano dopo tutti donati, i ginocchi. I mani non ce n'aveva una così ida che mi nascevano dei portosi da ricchi, non mi potevo muovere, io sai l'occhio, visto il debbati. L'unico movimento che potevo fare era chi stoccava la testa, così. Mi feci un conto che ci arrivava preciso. A fare che? Disse, ora ci vai uccidendo un muzzucone che magari che mi arrestano ce ne esce pare uno. Per vendetta. Per vendetta. Per vendetta. Le donne non lo possono capire. No, non lo possono capire. Le donne non lo possono, come Alfio mi dice sta cosa, i brividi mi finirono da spina e l'uomo al solo pensiero rabbrividisce. È vero. Ci disse Alfio, ma lo pensaste solo? Mi disse, lo pensai? Lo pensai, io feci. Ci starai un codere che ci cantai un muzzucone che ce ne scappai uno. Arrivato a un punto che cosa ci dovevo dire? Ci si Alfio, hai fatto bene. Hai fatto bene. Mi disse, figlio bene? Sì, figlio bene? Sì, ma guarda bene. Ma perché? Di erano i miei. Ma no! L'aveva talmente inturciuniato tutto che alla fine era testa sotto e piedi all'aria, ma roba. Io però dico una cosa, signor Litterio, noi tutti, grazie amici e amiche del pubblico, noi tutti le vogliamo bene. Grazie. Noi tutti siamo dalla sua parte, ma è possibile che tutte le disgrazie capitano a lei e ai componenti della sua famiglia? Abbiamo la calamita dei disgrazi. Assolutamente la calamita dei disgrazi. Va bene, guardi, si vada a riposare un attimo. Sì, piglio un bicchiere di acqua. Esatto. C'è un caldo ora qua? Ora comincia a fare caldo, arriviamo vicini all'estate perché tra un po', dopo l'esibizione di Antonello Tonna con questa artista olandese straordinaria, lei tornerà, se non ho capito male, per dire al pubblico che per arrotondare, visto che lei guadagna, quanti euro guadagna al mese? 41 euro puntuale mi danno al mese. 41 euro. E le bastano? Io ce ne metto 60 di benzina. Quando me ne arresto, come cambio io? Allora il signor Litterio per arrotondare mi dice che sta provando a vendere polizze assicurative. Perché hanno aperto un'assicurazione al paese e volevano un personaggio che insomma conosciuto, più conosciuto del paese sono io, lei, e quindi mi hanno dato la possibilità. Allora, quindi se vi fa piacere, voi siete qui al teatro, anche voi a casa, restate perché tra un po' il signor Litterio ci dirà e ci spiegherà quali e quante polizze assicurative riuscirà a vendere. Speriamo bene. Intanto dobbiamo fare dei saluti. Anche io devo fare che sono diretti a lei. Allora rimandiamo il nostro indirizzo di Facebook. Lei è ricercatissimo. Allora su Salvo la Rosa Insieme Fan Club Ufficiali iscrivetevi cliccando su mi piace. Sono arrivati saluti da Benito Sciortino da Vittoria, per lei, Giovanna Knack dalla Germania, Silvana Pampinella da Palermo, Maria Loturco, Mario Giuffrida, Rosario Gentile da Reggio Calabria, Alfonso e Maria che sono di Nissoria, che fa anche rima, ma vivono a Worthing vicino Londra in Inghilterra, quindi da lì ci stanno seguendo. E poi ancora... Non stanno da Chiazza Londra, stanno da Chiazza che stanno. No, da Chiazza Londra, Londra è grande. Poi Richard Lo Mauro ci dice grazie per la compagnia che gli facciamo, e questo per noi è motivo di grande soddisfazione, farvi compagnia e tenervi in allegria per una serata intera.
e ci dice che per lui siamo come una seconda famiglia, quindi sì. Dobbiamo ringraziarlo assolutamente. Saluta me, saluta questo appuntamento serale, questo appuntamento continuo da 18 anni, saluta me, saluta Desiree che tornerà domani, saluta i violinisti in jeans e poi il signor Litterio Scalisi. E un ultimo saluto sempre attraverso Facebook lo mandiamo, a questo tengo molto perché salutiamo sempre le persone un po' più anziane, le persone che soffrono, le persone che ci seguono dagli ospedali, dalle cliniche e che magari trovano in questo momento un momento di gioia, di allegria, stanno anche un po' meglio. Lo abbiamo fatto perché abbiamo fatto tante volte anche spettacoli, salutiamo le persone, uomini e donne che si trovano rinchiuse nelle case di reclusione, stanno espiando la loro pena, ci seguono e speriamo che possano trovare una vita migliore quando torneranno poi liberi. Noi siamo stati più volte a fare spettacoli. Noi con grande giustamente facilità e salutiamo le persone ricoverate negli ospedali, per carità. Però non ci dimentichiamo dei detenuti che insomma che scontrano qualcuno magari pensa sì vabbè, però dico, dobbiamo fare una vita civile, assolutamente, no? Anzi dovremo parlare presto di come si vive nelle carceri che spesso sono veramente inabitabili. Allora Leonardo Siggia chiede un caro saluto a tutti gli ospiti della casa di riposo Progetto Anziani di Ribera in provincia di Agrigento e in particolare alla signorina Crapanzano, e noi salutiamo queste persone di Ribera e tutte le persone che in un modo o nell'altro situazioni di sofferenza. Prego. Io volevo salutare la signora Antonia Russo di Mascalucia che è arrivata a farmi avere questa cosa attraverso Michele Bottino, quindi ringrazio Michele, la signora Antonia Russo, che non sapevo come ringraziarmi, siccome io non sono pratico di internet, di Facebook eccetera, non sanno come. Ma lei il motore di ricerca lo usa? Il motore di ricerca? Un motorino usa. Ci vediamo dopo, il signor Enrico Guarneri Litterio.